Ricordo che ERA, che sta gestendo tramite una sua controllata l'acqua a Trieste, in circa 10 anni nel complesso delle sue gestioni varie ha distribuito ai suoi azionisti privati in dividendi 1 miliardo di euro. Era il giugno del 2011, quando ci fu il referendum sull'acqua pubblica che ha visto oltre 26 milioni di italiani, circa il 95% dei votanti, abrogare le norme che garantivano la remunerazione del capitale investito dai gestori e quelle che favorivano la privatizzazione dei servizi idrici. Entrambi i quesiti raggiunsero il quorum del 50% più 1. Sono passati 15 anni e la situazione è ancora poco chiara. Ecco perché il Patto per l'Autonomia ha convocato una conferenza stampa per affrontare questa tematica a sostegno dell'acqua come bene comune in Friuli Venezia Giulia. A 1 anno e mezzo dalla scadenza della concessione del servizio idrico nell'ex provincia di Trieste. Oggi il servizio lì è gestito da Agegas APS AMGA. La nostra richiesta è quella che si realizzi fino in fondo la volontà dei cittadini della nostra regione espressa nel 2011 per un servizio che in tutta la regione, quindi anche a Trieste, abbia la governance pubblica. Una situazione completamente diversa tra Trieste e Udine, dove invece la gestione è pubblica. Noi siamo all'interno del CAFC, un ente di cui sono soci i comuni. Il CAFC sta realizzando investimenti importanti, considerevoli per ammodernare anche la stessa rete, lo stesso servizio, per limitare le perdite. Avere una società con la governance pubblica significa poter avere anche un servizio moderno. E quindi a questo punto, a 15 anni dal referendum, quali sono le prospettive future? Le prospettive sono attuare, pur con 15 anni di ritardo, il referendum del 2011, che significa in concreto estromettere i soggetti privati che fino adesso hanno tratto dei profitti parassitari su un bene comune vitale come l'acqua, che è un bene di tutti, che sta generando profitti per pochi. Non è un caso che l'acqua a Trieste costa il 75% in più dell'acqua a Udine, cioè quasi il doppio.